Io sono sicuro che molti non saranno d'accordo con me, ma io sto leggendo tanti commenti disfattisti sulla partita di ieri Milan-Napoli. Partita che abbiamo giocato praticamente con un solo titolare in difesa, che era Di Lorenzo, con 2 esordi dal primo minuto, con un difensore centrale che dal mio punto di vista, ragazzi, è veramente forte, ha bisogno chiaramente solo di tempo, che ha fatto naturalmente un errore e mezzo su entrambi i gol, siamo tutti d'accordo. Quello di cui praticamente non si parla, ragazzi, è di un Milan a tratti veramente imbarazzante, una squadra che Allegri fa giocare come ha fatto giocare molto spesso anche la Juventus in passato. Li applaudiamo, hanno saputo sfruttare un paio di occasioni importanti, ne hanno avuto anche almeno un'altra molto importante, hanno vinto la partita, ragazzi, ma siamo alla quinta giornata. Siamo alla quinta giornata. Naturalmente io mi raccomando, prima di andare avanti lasciate un like al video, seguiteci se volete altri video del genere. Ma tutti questi commenti totalmente disfattisti sul Napoli che ha giocato di merda, non so che partita avete visto, su un Conte che non è buono, non so di che squadra tifate, veramente io non li capisco, ragazzi. Io ho visto una squadra che sicuramente ha fatto degli errori in difesa, sicuramente è poco incisiva in attacco per il momento, siamo d'accordo, bisogna ancora trovare delle soluzioni importanti, sicuramente serve un'amalgama diversa tra i vari giocatori, soprattutto con i nuovi che sono arrivati, ma ho visto una squadra che dopo aver preso il primo gol ha ripreso il pallino del gioco, dopo aver preso il secondo gol ha ripreso il pallino del gioco. Ho visto una squadra che tutto sommato palleggia, una squadra che cerca di costruire, una squadra che cerca di attaccare in un certo modo. Poi non ci riusciamo, magari, siamo d'accordo, ma non ho visto una tragedia come leggo in tanti commenti, non ho mai avuto la sensazione che potessimo prendere un'imbarcata come ho visto in tanti commenti, quindi ragazzi veramente non capisco questo allarmismo totale che si sta avendo da ieri sera dopo la fine della partita. Detto ciò, dal mio punto di vista dobbiamo stare solo calmi, la squadra c'è, i giocatori ci sono, l'allenatore c'è, lo spirito c'è, il gioco, anche se pensate di no, comunque c'è, un campionato ancora tutto da giocare, una Champions da giocare mercoledì, quindi stiamo calmi. Detto ciò, ci vediamo stasera al caffè del lunedì per continuare a parlare del post Napoli-Milan, del pre-partita Champions e della Serie A in generale.